No! No! Una corsa folle, pochi secondi, poi lo schianto contro due auto in sosta. È stato un sabato sera ad altissima tensione nel parcheggio del centro commerciale Sigma a Pescantina, tutto ripreso fedelmente da un testimone che subito dopo ha diffuso il video sui social. Diventate virali in pochi minuti, le immagini si stanno rivelando utili anche a carabinieri e procura che hanno aperto un fascicolo con un rosario di contestazioni a carico di un 41enne di Bussolengo. La dinamica dei fatti è stata ricostruita nella sua interezza nelle ultime ore. Poco prima l'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe rivolto ad alta voce apprezzamenti volgari a una ragazza, peccato che con lei ci fosse il fidanzato. Da lì il parapiglia, il 41enne si rifugia così in macchina, poi preme sull'acceleratore e solo per miracolo, tra lo stupore generale, non trova nessuno lungo la sua disarticolata traiettoria. Guida in stato di ebbrezza, violazioni multiple al codice della strada e un probabile risarcimento per le auto danneggiate. Il video social non lascia scampo. Vai che puttana! Che pazzo vecchio! Luca! Fai dal video. Elena! Vieni qua! Si arrangia, ha il coltello anche. Sto chiamando i carabinieri.